la posizione alternata del 2 che all'esterno di è ancora più acceso di stata dimostrato, sul metodo compatto, non si vede una grossa andatura del partigiano Giordano nei confronti di Piccola P che attacca all'esterno, rimane intanto posizione di Mella che va a posizionarsi ai fianchi di Ragno, due posti di pista con Rita che aumenta l'andatura. Mantiene il comando delle operazioni di Giordano attaccato da Rimmer e deve scendere il passo all'inizio della curva con Rimmer che si è portato a condurre, mentre Piccola P rimane in seconda posizione, Rimmer e Picotti, i vettori che si presentano in dirittura con Giordano all'interno per la terza posizione, intentando il giro conclusivo da strada, Rimmer al comando con un paio di lunghezze di vantaggio nei confronti di Giordano, terza posizione per Piccola P, la recupero da Stato Montalvo, relegando in quinta Ragno e a chiuso legale di 2, avanti in fila indiana lungo la penisola frenata con il Battistana, sempre per lunghezze di vantaggio nei confronti di Giordano, Piccola P all'inserimento con in quarta posizione da Stato Montalvo, abbastanza staccato dal terzo di meta, ma continua la marcia facilmente al comando per Rimmer, che ora viene avvicinato per la lunghezza da Giordano che attacca con insistenza il Battistrada, Giordano che serve a passare all'inizio della pegata conclusiva, Giordano che passa, seconda posizione Rimmer, avvicinato la Piccola P, quarta posizione per Rossa di Montalvo, davanti si presenta in addirittura con il Battistrada Giordano che conclude, all'interno Giordano al comando, Giordano che stacca facile e la porta a casa Giordano e in confronto di Piccola P al terzo posto conclude Rimmer con il quarto da Stato Montalvo al quinto Ragno.